E sotto all'albero ci sono tante belle novità e noi qui a Cantiamo Napoli abbiamo tante belle novità per Tommy Riccio. Ciao! Ciao, un bacio a tutti, buon Natale. Quindi sotto all'albero ci sta? Eh sì, sotto all'albero ce l'abbiamo fatta, anche se l'ultimo periodo abbiamo volato, ma volata una poco, quindi eccolo qua, ce l'hai tu in mano. Sì, ce l'ho io, si intitola Non sono un santo. Esatto. Come mai questo titolo? Non sono un santo, questo è il titolo di una canzone che appunto apre questo lavoro discografico. Questa è una canzone che parla d'amore, che lui riesce dopo tanto tempo ad innamorarsi di questa ragazza, insomma, e dice: io non è mai successo che non sapeva come fosse comportata così buono con una femmina, insomma. Però non sono un santo. Diciamo che cambia totalmente. Non sono un santo, dice: non ho regalato mai fiori a nessuno, come era un bastardo prima, insomma. Poi tu Quindi è una canzone da ascoltare. Mi hai cambiato la vita, sì, una canzone E molto poi bella. c'è anche questo, Sì, un piccolo diciamo, dépliant. Sì, questo è un CD molto ricco, grazie alla Zeus Record, quindi di solito magari a volte ci sta qualcuno, qualche volta che magari qualche canzone, qualche parola non si riesce a recepire. Qui c'è il librettino, ci stanno tutte le canzoni scritte, ci stanno foto, poster, ci sta di tutto, è pienissimo. Pieno. Quindi un piccolo dépliant per il nostro esatto, Tommy. un bel cofanetto. Quindi acquistate questo CD e regalatelo sotto l'albero di Natale, magari. Sì, ovviamente, sotto l'albero di Natale, o per il primo dell'anno, o l'ultimo dell'anno. Vabbè, come volete, pure per San Valentino, insomma, vabbè. accattataville. Allora Tommy, che cosa ci presenti in questo lavoro Io discografico? canto una canzone, sai, io nel 2005 scrissi una canzone con un altro mio amico collega, che lui non la fece. E la feci anche se non ci credevo io nelle canzoni briose, perché si chiamava "Ah, c'è bisogno di mi fa l'amante". Poi la cantai e fu veramente un ottimo successo. Quest'anno una canzone simile, così, molto umoristica, molto simpatica, me l'ha scritta Antoine, e si chiama "Se è innamorata di me, è innamorata tu". Sì, già l'ho ascoltata questa canzone, ti voglio dire che io già l'ho ascoltata. L'hai ascoltata qua? No, non l'ho ascoltata qua. E dove l'hai ascoltata? L'ho ascoltata. È uscito il tuo lavoro discografico e io l'ho ascoltata. Ah, sì, è bravo. E quindi questa canzone è bellissima, quindi è molto da ascoltare. Si balla, quindi per Capodanno ballate questa canzone che vi porta fortuna, sicuramente acchiappata a qualcuno. Acchiappata a qualche donna. La prossima è un'altra canzone molto attuale, si chiama "Ta mi singinda e talassata". Per le ragazze, la vita a volte i ragazzi. A volte quindi si può sbagliare. Si può sbagliare. Questa è una canzone mia e di Francesco Franzese. Che mandiamo un bacione forte anche all'amico Antoine, un bacione forte. Sì, un bacio grande. Io vorrei ringraziare appunto tutti gli autori che hanno collaborato in questo mio disco, che sono veramente in tanti, tutti bravi, e agli arrangiatori e alla produzione, che è la Zeus Record Serie Oro. Che mandiamo un bacione forte. Grande. Facciamo ancora tanti auguri a tutti i nostri telespettatori. Auguri, buon Natale, buon anno, e niente, un bacio forte, un salutone, un augurio a Cantiamo Napoli. E quindi noi siamo quelli di Cantiamo Napoli. Tommy Riccio ci canta dalla nuova incisione il brano "Amis Incinte". Prima volta che succede a quando voglio è capitato le tenuto a quello là tutte ci ha saputo fa e una sera tutte le regalate dammi sincinta e talassata e se mi ha fatto peccate quando l'hai chiamata pure e ti hai fatto spuntare a mese e di pensiero tu hai tenuto una casa tua stu di spose perché non vuoi vicino in faccia la verità dammi sincinta e se ne giude che non era innamorata allora è meglio si è
avesse fatto male e se ne domandasse se sto creatura è figlia esse a solo tu direttamente ormai appartiene solo a te. Se da luce te non do perdono che non stai a sentire mai a nessuno che pamasse per tornare a un mese e mese fa può guardarci un meglio dallo giocare. Dammi si città dalla strada e se ne fanno peccato quando lei chiamata pure e ti fatto spuntare a mese e di pensiero tu hai tenuto una casa dove sto di spose perché non vuoi ci ti faccia la verità. Dammi si città se ne giude che non era innamorata allora è meglio si è fornuto quello non essere fatto male e se ne torna domandasse se sto creatura è figlia esse a solo tu direttamente ormai appartiene solo a te. Dammi si città dalla strada e se ne fanno peccato quando lei chiamata pure e ti fatto spuntare a mese e di pensiero tu hai tenuto una casa dove sto di spose perché non